ore 16. Come back. You, the people, have the power. Va ora in onda Come Back. Rolling, rolling, rolling. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, rawhide, cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Buonasera, bentrovati da Stefano Graziosi su Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica statunitense. Stasera, come lo scorso giovedì, torniamo a parlare, per ovvie ragioni, del viaggio a Washington del ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, che si sta svolgendo proprio in queste ore. Salvini sta in particolare incontrando adesso il segretario di Stato Mike Pompeo, il capo della diplomazia americana, il ministro degli esteri fondamentalmente, e a breve dovrebbe avere un incontro certo con il vicepresidente statunitense Mike Pence. Ancora non è esattamente chiaro se, diciamo, al di là di quanto è ufficialmente programmato, ci possa essere una stretta di mano direttamente con lo stesso presidente americano Donald Trump. Fatto sta che comunque si sono già verificati, si stanno già verificando incontri a livello particolarmente alto, soprattutto appunto per quel che riguarda la vicepresidenza degli Stati Uniti. Appena atterrato a Washington nelle scorse ore, Salvini ne ha approfittato per tirare una frecciata e forse anche qualcosa più di una frecciata a Bruxelles. Come vedremo questa sera, uno degli obiettivi svariati di questo viaggio, riguarda proprio i rapporti attualmente abbastanza complicati dell'Italia con l'Unione Europea, nella fattispecie con l'Unione Europea a trazione franco-tedesca. E non a caso tra i vari dossier sul tavolo di questo viaggio c'è, vedremo, il dossier fiscale. Infatti nell'attacco, diciamo così, nell'affermazione non proprio conciliante verso Bruxelles, Salvini ha citato proprio la flat tax, o comunque un deciso drastico taglio delle tasse proprio sul modello trumpista. Quindi questo è un elemento di fondamentale importanza, come vedremo. Se volete già cominciare magari a intervenire, potete farlo allo 02 6620 3529. Come dicevo appunto, trattavamo la settimana scorsa questo incontro di Salvini a Washington con le alte sfere dell'amministrazione americana, ha sul tavolo non solo diversi dossier, diverse questioni, ma anche svariati obiettivi che in qualche modo il leader della Lega sta cercando di conseguire tanto al di qua
quanto al di là dell'Atlantico. Gli obiettivi appunto sono di doppia natura, tanto in politica internazionale, non solo per quelli che sono i rapporti con Washington, ma a livello anche geopolitico più generale. Dall'altra parte però ci sono degli ovvi risvolti in politica interna, e non credo neanche tanto il rapporto all'opposizione, che oggi insomma è abbastanza, come dire, in stato più o meno comatoso in Italia, quanto magari con l'alleato di governo. Mi dicono che c'è già una telefonata in linea, prego. Pronto? Salve. Buonasera. Buonasera, Mario da Padova. Una domanda, una considerazione che vorrei condividere con lei. Prego. La vicinanza che Salvini e la Lega ha sempre avuto con la Russia, con Putin in particolare, eccetera. Come si pone, secondo lei, questa situazione di, chiamiamola, amicizia politica all'interno delle discussioni che verranno fatte in Unione Sovietica, dove c'è una certa riluttanza ad accettare quello che può essere la politica sia interna e sia esterna dell'Unione Sovietica e della Russia. Grazie. Grazie a lei. Allora, sicuramente il dossier russo è uno degli aspetti più complicati di questo viaggio, ma io non lo considero per forza un aspetto, come dire, negativo. Noi dobbiamo partire da una serie di assunti per rispondere a questa domanda che è piuttosto complicata. E il primo di questi assunti è il seguente, cioè che quando noi parliamo di Casa Bianca in generale, parliamo sempre in generale di amministrazione Trump, al di là di quelle che possono essere alcune semplificazioni giornalistiche, non parliamo di una realtà, come dire, monolitica. L'amministrazione Trump, non solo sulla Russia, ma su tante altre questioni di politica estera e di politica interna, presenta, diciamo, in seno a se stessa linee che possono appunto essere svariate e in alcuni casi addirittura divergenti. Tra l'altro, piccola postilla, questo non è qualcosa che caratterizza solo l'amministrazione Trump, caratterizza tutte le amministrazioni, come con i governi in Italia, non c'è mai una linea troppo univoca, ma ci sono appunto sensibilità diverse, interessi diversi, anche correnti diverse che in qualche modo si confrontano per cercare poi di arrivare ad una sintesi. Messo questo come, diciamo, come base, come premessa, sul dossier russo tale elemento emerge, perché è sicuramente vero che all'interno dell'amministrazione Trump, così come all'interno dello staff presidenziale, ci siano delle figure che non abbiano troppo in simpatia la Russia, non abbiano troppo in simpatia il Cremlino, non abbiano troppo in simpatia la figura di Vladimir Putin, che considera una sorta di riedizione di Leonid Brezhnev sotto certi aspetti. E in questo senso citiamo, come spesso facciamo in questa trasmissione, figure, non so, come il consigliere alla sicurezza nazionale americano John Bolton o lo stesso segretario di Stato Mike Pompeo. Del resto già giovedì sera vi dicevo, attenzione, perché Pompeo è l'osso più duro con cui dovrà a che fare Salvini in questo viaggio. Pence è l'osso, diciamo così, più morbido. Pompeo è più duro perché Pompeo si fa, questo al di là del ruolo che ricopre, ma proprio a livello politico, è espressione di un mondo americano ben determinato. Ricordiamo che Pompeo è stato anche direttore della CIA, quindi Pompeo è espressione del tutto il mondo dell'intelligence, è espressione di quella parte piuttosto anche bellicosa dell'establishment di Washington, che non vuole sentir parlare troppo di distensioni, no? Con i tradizionali nemici dell'America, che possono essere la Corea del Nord, possono essere l'Iran e per l'appunto la Russia. Bene, detto questo però, insieme a queste anime, come posso dire, più battagliere, e ce ne sono altre che hanno una linea un po' diversa, più modulata, anche più morbida, e in questi ranghi si nota proprio la figura del medesimo Donald Trump. Trump
non ha mai fatto mistero dai tempi della campagna elettorale del 2016 di volere un disgelo, di volere una distensione con Vladimir Putin. Questa distensione finora non c'è stata, è vero, soprattutto a causa dei, non neanche guai, ma delle, come dire, dei contrasti interni che Donald Trump negli Stati Uniti ha dovuto fronteggiare. Ricorderete tutti la famosa inchiesta Russiagate. Il punto è che oggi, rispetto a ieri, qualcosa è cambiato a livello di politica interna americana. Il Russiagate si è concluso in una maniera, diciamo, fondamentalmente favorevole a Trump. È vero, poi si dice che molti media dicono che non è così, ma un giorno ne riparleremo magari. In realtà si è chiuso in maniera abbastanza favorevole a Trump. E poi ci sono anche stati dei cambiamenti geopolitici importanti in questi ultimi mesi. Pensiamo alle elezioni presidenziali in Ucraina, dove è stato sconfitto 2 mesi fa circa, o poco meno, il presidente uscente Petro Poroshenko, che era fortemente antirusso, e ha vinto questo attore, questo comico Vladimir Zelensky, che parrebbe aperturista verso Mosca. Ora, è ovvio che un governo come quello italiano attuale, una forza di governo come la Lega, che ha sempre puntato ai rapporti cordiali tanto con Putin quanto con Trump, abbia tutto l'interesse a far sì che questo disgelo avvenga. E ripeto, i segnali a che questo disgelo possa aver luogo ci sono tutti. Per pochi giorni fa, per esempio, Trump ha annunciato che incontrerà Putin a margine del G20 in Giappone, che si terrà tra pochissimi giorni, segno di come ci sia questa volontà di distensione e come l'Italia, la Lega anche in primis, voglia ovviamente approfittarne. L'Italia non è mai convenuto, ma questo non da oggi, il classico clima da guerra fredda che appunto contrapponeva in maniera dicotomica Stati Uniti e Unione Sovietica. Oggi si cerca questa via che Donald Trump, a livello, come dire, individuale e personale, sta per l'appunto tentando di portare avanti. Bisognerà ovviamente vedere se ci riuscirà. Quindi, tornando al viaggio di Salvini, è ovvio che sulla Russia rischia in qualche modo un ammonimento da parte di Pompeo, ma Pompeo, va detto, non rappresenta l'amministrazione Trump, ma non nella sua, come dire, nella sua interezza. Bisognerà capire nelle settimane che verranno, nei mesi che verranno, se questa distensione tra Washington e Mosca veramente inizierà e se veramente riuscirà in qualche modo ad avere anche un qualche successo. Per il momento la situazione è in bilico, però le aperture mostrate da Trump verso la Russia e le aperture anche in qualche modo mostrate da Putin verso l'America in un certo senso vanno, per così dire, anche in parte sfruttate. Del resto lo sapete meglio di me, insomma, Salvini è un critico delle sanzioni, uno storico critico delle sanzioni che l'Unione Europea ha comminato alla Russia, in quanto ritiene che dal punto di vista economico-commerciale in primo luogo rappresentino uno svantaggio piuttosto netto per il nostro paese. Tant'è che poi è ovvio che sul fronte della politica estera, e ci fermiamo sempre all'incontro con Pompeo, ci sono anche altri dossier oltre alla Russia che potrebbero essere problematici, e in particolare mi riferisco al Venezuela e alla Cina. Però quelli sono dossier che di fatto non, come dire, non appartengono costitutivamente essenzialmente alla Lega come forza di governo. Sono dossier problematici che hanno creato sì qualche attrito, ma che, diciamo, la Lega in buona sostanza può, non dico scaricare, ma può attribuire al Movimento 5 Stelle. È stato il Movimento 5 Stelle che ha, per esempio, voluto in modo molto forte il famoso memorandum con la Cina dello scorso marzo, quel memorandum che ricorderete qualche attrito appunto l'ha creato tra Roma e Washington, per quanto, e ne parlavamo proprio giovedì scorso, la situazione su quel fronte, sul fronte cinese, è molto più problematica rispetto a Washington per realtà europee quali Francia e Germania, che hanno deciso di non accodarsi a Trump sul famoso bando di Huawei per tutta appunto la questione della
tecnologia 5G. E poi anche sul Venezuela, in realtà, voglio dire, come la Lega come partito non è che sia troppo esposta, come posso dire, rispetto ad eventuali critiche di Pompeo, perché Salvini si è sempre mostrato, come dire, abbastanza anzi sostenitore di Guaidó, che in Venezuela, lo sapete, è il candidato tra virgolette americano, il candidato spalleggiato da Trump, da Pompeo, da Bolton, eccetera. Quindi voglio dire, anche lì chi ha mantenuto un atteggiamento più ambiguo, chi ha detto non mi voglio schierare sulla questione, quindi chi ha irritato, se vogliamo, maggiormente Washington, anche in quel caso lì è più l'alleato di governo, più il 5 Stelle, che ha una posizione, come dire, problematica. Tant'è che ritengo, ma non credo di essere ovviamente il solo, che questo viaggio, al di là di questi dossier singoli, presi singolarmente, per quanto ovviamente importanti, significativi possano essere, sono, questo viaggio sotto l'aspetto della politica interna italiana possa avere due finalità. La prima è una finalità appunto legata al governo stesso, cioè è come se la Lega, in fattispecie Salvini, voglia tutelarsi da eventuali progetti, posto che siano in essere o in atto, di sgambetti, tra virgolette, che possano in qualche modo produrre un domani non troppo lontano governi tecnici, governissimi, governi simil tecnici o cose di questo genere. Poi più a livello, credo, di composizione dell'attuale maggioranza di governo, va da sé che la Lega stia, e non da oggi, cercando di accreditarsi sempre più come la forza atlantica, come la forza, diciamo, più filoamericana di questo governo, rispetto ai 5 Stelle, che invece sull'America non hanno mai espresso una posizione, come dire, troppo compatta. Nei 5 Stelle ci sono varie anime, lo sapete, c'è sicuramente un'anima più istituzionale, che possiamo anche definire più filoamericana, grosso modo possiamo dire che faccia capa Di Maio, però poi c'è tutto quanto un'altra ala che vogliamo definire più di sinistra, non so neanche se definirla tale, comunque c'è tutta un'altra ala che rispetto agli Stati Uniti, ecco, è molto molto più critica. È ovvio che Salvini in questo viaggio farà leva anche su questo discorso qui, proprio per accreditarsi come la forza di governo maggiormente atlantica, e questo gli può ovviamente tornare utile anche sul discorso della Russia. Per dire, la possibilità di un'apertura alla Russia, la possibilità di una distensione tra Washington e Mosca non va comunque ad inficiare il rapporto, l'ancoraggio atlantico dell'Italia rispetto agli Stati Uniti d'America. Questo è, diciamo, secondo me, l'obiettivo che si sta, come dire, profilando all'orizzonte. È un obiettivo difficile, non è semplice destreggiarsi su questa linea molto complicata, però ecco, se le carte vengono giocate bene, l'Italia effettivamente potrebbe risentirne in modo positivo. Come dire, questo è una tecnica, un tentativo di avvicinamento alla realtà statunitense. Ne abbiamo già parlato, non voglio ripetermi sempre con i soliti esempi storici, che però non è del tutto nuovo se andiamo a vedere la storia della politica estera italiana nella Seconda Repubblica e anche nella Prima Repubblica, arrivando addirittura alla Democrazia Cristiana sotto certi aspetti. Per cui ecco, quello che è più naturale è stato, come dire, una certa convergenza dell'Italia rispetto all'asse franco-tedesco diciamo, nella legislatura precedente, se vogliamo. Quello sì è stato, come dire, più un uscire dal seminato della politica estera italiana più tradizionale, perché in realtà, se andiamo a vedere la storia, l'Italia ha spesso e volentieri mantenuto, come oggi, una posizione molto critica nei confronti dell'asse franco-tedesco, e quindi l'asse franco-tedesco, lo vedevamo anche settimana scorsa, è
un elemento che sarà sicuramente al centro di questi incontri istituzionali. Perché? Perché uno dei grandi elementi di convergenza tra la Lega e Donald Trump, la Lega e il trumpismo oggi, è proprio la comune opposizione a Parigi e a Berlino. Donald Trump, lo ripetiamo spesso, non ha in grande simpatia né la cancelliera tedesca Angela Merkel, non ha in grande simpatia il presidente francese Emmanuel Macron, non è che ha paura, diciamo, critica soprattutto la Germania sul fronte commerciale, quella che lui accusa essere la concorrenza sleale tedesca, soprattutto sul fronte automobilistico. Anche in questo caso molti giornalisti, commentatori, opinionisti oggi dicono che sarebbe populismo trampiano. In realtà, se noi andiamo a vedere anche ai tempi di Obama c'era questo tipo di problema, magari emergeva meno a livello mediatico, ma c'era. Vi ricordo sempre il caso, per esempio, dello scandalo Dieselgate, ma comunque voglio dire. E poi c'è un rapporto abbastanza critico anche con Macron. Gli aspetti che dividono Trump da Macron sono molteplici, non solo dal punto di vista commerciale. Ricordiamo che una settimana fa Trump se l'è presa con il vino francese, per esempio, ma lì c'è più una questione di carattere politico e geopolitico, per quanto riguarda vari dossier che possono essere, non so, l'Iran, l'esercito europeo, tutta la questione degli accordi di Parigi sul clima, da cui Trump si è sfilato circa un paio d'anni fa. E quindi insomma l'asse franco-tedesco non piace generalmente a Washington. Trump non è il primo presidente americano che critica l'asse franco-tedesco, lo hanno fatto quasi tutti, soprattutto Bush figlio, e quindi sta cercando di assediarlo in qualche modo, non certo da oggi. E voi vedete che c'è un fil rouge nella strategia trumpista dell'ultimo mese e mezzo. Se voi vedete, a inizio maggio Trump ha ricevuto il premier ungherese Viktor Orban alla Casa Bianca. Subito dopo le elezioni europee ha fatto il viaggio in Gran Bretagna, dove ha incontrato Nigel Farage, il capo del Brexit Party, e ha dato il suo endorsement a Boris Johnson come prossimo primo ministro britannico. Farage e Johnson, pur non appartenendo allo stesso partito, sono due voci molto critiche dell'Unione Europea e sono due voci che, insomma, tendenzialmente sposano, pur in maniera magari un po' diversa, la linea di hard Brexit, cioè di uscita dall'Unione Europea senza accordo, sposata da Trump. E infine oggi Trump, o comunque magari non proprio Trump, ma il vicepresidente Mike Pence, vedremo se poi Trump magari lo incontra, riceve Salvini. Questo ci fa capire come tra maggio e giugno si sia concretizzata e si stia concretizzando la strategia trumpiana, l'assedio da nord, est e sud dell'asse franco-tedesco. Se per la Gran Bretagna l'interesse è precipuamente per Trump di natura commerciale, cioè lui sta dicendo alla Gran Bretagna escitene dall'Unione Europea senza accordo e ci facciamo tra noi un'intesa commerciale bilaterale. Per quanto riguarda il versante est Orban e il versante sud Salvini, il collante principale che permette appunto la comune battaglia contro Angela Merkel e contro Emmanuel Macron è sicuramente l'immigrazione, perché Trump non ha mai nascosto un suo apprezzamento anche molto forte nei confronti della stretta migratoria attuata da Salvini da quando è ministro dell'interno, cioè da un anno a questa parte, così come anche le politiche restrittive in materia migratoria attuate da Viktor Orban. Trump, tra l'altro, ha sempre criticato Angela Merkel, dicevo prima, sì, sul fronte commerciale, ma anche per la sua appunto linea aperturista appunto in termini di
in termini di immigrazione. Quindi è chiaro che dal lato della Casa Bianca ci sia questo tentativo di accerchiamento, bisogna vedere se l'asse franco-tedesco riuscirà a reggere. Tra l'altro, e di questo magari parleremo nella seconda parte della trasmissione, Salvini sta a Washington, forte anche di un successo elettorale notevole alle elezioni europee, cioè non è soltanto la questione del successo elettorale interno nelle varie regioni italiane, che questo può convincere Washington a dire puntiamo su di lui perché insomma è saldo e stabile dentro l'Italia, ma c'è anche tutto quanto un discorso geopolitico relativo all'Unione Europea e quindi al successo che Salvini ha conseguito e al successo più generale del fronte sovranista. Per quanto si dica il contrario, che i sovranisti siano quattro gatti, in realtà le cose non stanno esattamente così. Donald Trump sul fronte sovranista, diciamo, ha puntato molto nelle settimane immediatamente precedenti al 26 maggio, e alla fine in qualche modo ha puntato efficacemente, perché i risultati del 26 maggio sono stati abbastanza apprezzati dalla Casa Bianca, e questo sicuramente è un fattore che può aiutare Salvini anche nell'incontro attuale a Washington. E quindi adesso noi ci fermiamo qualche minuto e riprendiamo proprio su questo tema europeo, il fronte sovranista europeo, il rapporto alla Casa Bianca. E lucevano le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega
Buonasera, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica americana. Chi vi parla è Stefano Graziosi. Stiamo questa sera trattando del viaggio di Salvini a Washington. Se volete intervenire potete farlo allo 02 66 20 3529 per dire la vostra, cosa pensate di questo viaggio, quali opportunità potrebbe aprire per la Lega, ma anche più in generale ovviamente per l'Italia, tanto a livello internazionale quanto a livello interno di rapporti in seno al governo e in seno allo stesso Parlamento italiano. Intanto c'è un'ANSA battuta neanche un quarto d'ora fa, 10 minuti fa, una nota di Salvini adesso da Washington, in cui il vice premier italiano sostiene: l'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Stati Uniti nell'Unione Europea. Prosegue dicendo: condivido le preoccupazioni dell'amministrazione americana sia nei confronti della Cina che nei confronti dell'Iran. La posizione dell'Italia con l'Iran, aggiunge il vice premier, è già cambiata. Nessuno si può permettere di dire di voler cancellare uno Stato dalla faccia della terra come Israele e avere relazioni normali. Ci sono visioni, prosegue Salvini, soluzioni comuni con l'amministrazione Trump sui temi di politica estera, dall'Iran al Medio Oriente, dal Venezuela alla Libia, e conclude: l'ostinazione dell'Unione Europea sui vincoli, sull'austerità non aiuta, per questo ci apprestiamo a trattare con l'Unione Europea da pari a pari, senza timori reverenziali. Quindi vedete, la nota di Salvini uscita pochi minuti fa conferma quello che stavamo appunto dicendo poco fa nella prima parte della trasmissione. Ci troviamo un po' la maggior parte dei punti che abbiamo affrontato. Innanzitutto appunto la necessità, l'obiettivo di Salvini appunto di proporre l'Italia come alleato di ferro degli Stati Uniti proprio all'interno dell'Unione Europea, e quindi facendo ovviamente leva, dicevamo poco fa, sull'avversione che caratterizza attualmente, non solo attualmente, la Casa Bianca rispetto a Parigi e a Berlino. In secondo luogo, Salvini si allinea, vedete, sulla maggior parte delle posizioni della Casa Bianca, che la Casa Bianca sta portando avanti da diverso tempo ormai sul fronte della politica estera, e quindi vediamo il riferimento alla Cina, il riferimento all'Iran, il riferimento al Venezuela. C'è ovviamente anche la Libia, che è stata citata. Voi sapete, insomma, la Libia è un grande problema per il nostro paese, quello che sta succedendo in questo momento, anche a causa dell'atteggiamento francese, non solo, ma anche a causa dell'atteggiamento francese. Quindi è assolutamente impellente che il governo italiano sul dossier libico abbia gli Stati Uniti saldamente dalla propria parte. E poi per l'appunto si vede una nuova stilettata all'Unione Europea soprattutto contro le politiche di austerity. Questo è anche un altro dei molteplici sensi, dei molteplici significati di questo viaggio a Washington. È un viaggio questo con cui Salvini vuole dare, lo dicevamo poco prima dell'interruzione, un segnale proprio a Bruxelles. Vuol far vedere che appunto c'è una convergenza, un asse, un'alleanza tra le politiche della Lega e l'attuale Casa Bianca, qualcosa che poi si estende anche al di là della Lega stessa, al fronte sovranista, rispetto a cui, dicevamo prima, Trump ha puntato, e neanche poco, soprattutto nel mese di maggio, soprattutto nelle settimane immediatamente
precedenti al voto del 26 maggio, perché appunto, come accennavamo prima, la situazione oggi che si delinea con il nuovo Parlamento europeo è una situazione molto più frastagliata rispetto a quanto una certa vulgata giornalistica attualmente, soprattutto in Italia, tende, diciamo così, a proporre, a sostenere. Si fa una certa retorica abbastanza banale, secondo me, dicotomica, troppo semplicistica tra forze anti-europeiste e forze europeiste, e in mezzo al calderone delle cosiddette forze europeiste si inserisce un po' di tutto in maniera troppo facile, dai socialisti ai popolari, ai verdi, ai liberali. Però se andiamo poi a vedere nel dettaglio su determinate questioni, insomma, definire europeista una forza, che so, come i verdi tedeschi, ma insomma, ecco, avrei qualcosa da ridire, perché i verdi tedeschi, per esempio, sulle questioni economiche, sull'austerità e sui parametri di bilancio dicono cose molto più vicine a quanto sostengono i sovranisti rispetto a quanto sostiene, non so, Angela Merkel, la maggior parte dei popolari, eccetera. Quindi, ecco, nello stesso fronte liberale in Europa ci sono poi, diciamo, non dico dei dissidi interni, ma comunque delle differenze rispetto a questi temi, rispetto ai parametri, ai vincoli di bilancio, eccetera. Per cui, ecco, dire che, ecco, l'avanzata sovranista sia qualcosa di così irrisorio o comunque da ridimensionare non trovo che sia corretto, ma proprio perché la situazione generale è molto più complessa. E del resto le elezioni del 26 maggio, ne abbiamo parlato a più riprese in questa trasmissione anche le scorse settimane, secondo me almeno, e non solo secondo me, ecco, sicuramente hanno prodotto una situazione di incertezza futura, vedremo quello che accadrà, ma il grande sconfitto di queste elezioni è stato proprio l'asse franco-tedesco. La Merkel si può dire che abbia tenuto, ma il fatto che sia scesa in maniera così forte a vantaggio di una forza come Verdi, che, ripetiamolo, sulle tematiche economiche di bilancio con la Merkel ha ben poco a che fare, denota una sua debolezza sempre maggiore in Germania. Macron addirittura ha perso, si dirà ha perso di poco, ma ha perso, e qui in Francia a vantaggio della Le Pen, per cui voglio dire l'asse franco-tedesco non è uscito bene, e questo ovviamente a Trump non può che far piacere, e questo spiega altresì perché nel comunicato che vi ho appena letto, ripreso da pochi minuti dall'Ansa, Salvini cerchi di tenere unite le due cose in qualche modo, cerchi di creare appunto una convergenza tra il tema europeo e il tema statunitense, tra la critica all'asse franco-tedesco all'attuale governance dell'Unione Europea e la Casa Bianca dall'altra parte. E dicevamo che quindi abbiamo questi due elementi molto forti, questa comune critica a Parigi e Berlino da una parte, e a questo si salda poi una comune, diciamo così, un comune approccio sul tema migratorio di cui parlavamo nella parte precedente della trasmissione. A questi due temi fondamentali di convergenza Salvini ne ha aggiunto un terzo, che è il fronte fiscale. Questo, diciamo, è legato tanto alla politica interna italiana, forse soprattutto, ma poi ovviamente chiama in causa anche Bruxelles e i vari vincoli di bilancio. Non da oggi Salvini si dice un ammiratore della politica fiscale di Donald Trump, anche se soprattutto dal 26 maggio, dalla vittoria, questo tema è stato ripreso in maniera molto più forte e molto più pressante dal leader della Lega, anche perché lo sta, come sapete, cercando di imporre proprio a livello di agenda di governo. La riforma fiscale di Trump è in qualche modo stata, forse, vado a memoria, la prima delle grandi promesse elettorali mantenute dal presidente americano. Trump già in campagna elettorale nel 2016 aveva proposto il suo famoso shock fiscale. Diciamo, la riforma fiscale di Trump
del 2017 è la riforma fiscale in America più significativa, storicamente parlando, dal 1986, cioè da quella di Ronald Reagan. C'è però una differenza: la riforma di Reagan si occupava principalmente di alleggerire la pressione fiscale sugli individui e secondariamente sulle imprese. Quella di Trump ha fatto l'esatto opposto, cioè il focus di Trump, pur non trascurando gli individui ovviamente, perché ha fatto anche lì un'opera di sistematizzazione delle aliquote, di riduzione eccetera, però il focus di Trump era per le imprese ed era per la famosa appunto corporate tax. L'idea originaria, la proposta originaria di Trump era una riduzione drasticissima dal 35% al 15%. Questo era il Trump candidato. Poi Trump ha fatto sì che i repubblicani si prendessero a cuore questa riforma. Del resto il taglio delle tasse è sempre stato un cavallo di battaglia dei repubblicani, quanto meno dai tempi appunto di Ronald Reagan nel 1986. Ci fu un po' di manfrina, ricordo, nel corso del 2017, poi alla fine i repubblicani hanno trovato la quadra, hanno trovato anche la convergenza interna. Il Partito Repubblicano Americano è sempre, come dire, un partito non da oggi, piuttosto caotico, diviso in corrente, eccetera, che non tutti i repubblicani erano favorevoli a quel taglio delle tasse. C'erano quelli che in America sono chiamati i conservatori fiscali, fiscal conservative, che erano contrari proprio per ragioni di debito pubblico, perché dicevano che mancavano le coperture. Insomma, alla fine la Camera dei rappresentanti licenziò un testo che poneva l'aliquota al 20%, dal 35 al 20%. Alla fine il testo finale, che venne approvato mi pare proprio a dicembre 2017, prima dalla Camera e poi dal Senato, passò un'aliquota al 21%, che comunque rispetto al 35% iniziale era, come dire, insomma, un taglio delle tasse abbastanza netto. Quindi a questo tipo di riforma che Salvini ovviamente sta guardando, e ripetiamolo non da oggi, anche se è in queste ultime settimane che, diciamo prima, appunto sta proponendo con maggior forza sul tavolo del governo, anche in virtù del risultato ottenuto con le elezioni del 26 maggio. La cosa interessante poi da notare della riforma fiscale di Trump, perché molti dicono che in realtà, rispetto al governo italiano, questa è una critica che viene mossa da alcuni analisti al governo italiano, dicono insomma Trump si può condividere o no, però lui la scelta l'ha fatta, il governo italiano invece cerca di tenere insieme cose differenti come il taglio delle tasse e non so, appunto, il reddito di cittadinanza, cose che appunto non possono andare insieme. Ora, io non entro nel merito di questa critica, ma fermandomi alla logica che sottende in Trump quel taglio delle tasse, se noi lo consideriamo a sé stante, è ovvio che diciamo che è una riforma tipicamente repubblicana, appunto alla Reagan, alla Arthur Laffer, che era appunto l'economista di punta dell'amministrazione Reagan. Si dice che sia stato anche l'ispiratore di questa riforma, eccetera, perché appunto il taglio delle tasse è una ricetta storicamente repubblicana, almeno dagli anni '80. Però quel provvedimento lì non può, secondo me, essere considerato come avulso dal contesto, e mi spiego che cosa voglio dire. Cioè, Trump non è che ha fatto solo quella riforma delle tasse. La riforma delle tasse si è poi accompagnata, soprattutto nel corso del 2018 e di questa prima parte del 2019, ad una serie di altri provvedimenti, ad una serie di altre linee che con il repubblicanesimo reganiano c'entrano fino a un certo punto. Pensate ai dazi contro la Cina. Pensate soprattutto alla politica di investimenti infrastrutturali che Donald Trump ha proposto circa un mese fa. Trump ha proposto un mese fa, anzi era alla fine di aprile se non ricordo male, gli ultimissimi giorni di aprile, Trump ha proposto una riforma infrastrutturale dal valore di 2.000 miliardi di dollari, e di questi 2.000 miliardi di dollari una gran parte, secondo il progetto di Trump, poi bisognerà vedere se il Congresso glielo approverà, dovrebbero essere investimenti pubblici per far ripartire appunto l'economia
sotto il profilo delle infrastrutture. È una ricetta questa tipicamente keynesiana che dentro il Partito Repubblicano non tutti hanno appoggiato più di tanto, perché alcuni hanno detto, soprattutto alcuni senatori repubblicani che Trump non lo hanno mai amato troppo, dicono ma questa è una forma di statalismo, l'investimento pubblico non va fatto, e soprattutto in questo modo così forte. E guarda caso stanno criticando Trump sullo stesso tipo di critica, dicono tu non puoi fare una riforma fiscale da una parte e come quella che hai fatto, cioè di drastico taglio delle tasse, e dall'altra fare quegli investimenti appunto di stampo keynesiano che prometti. Il tema è che però, al di là poi dell'aspetto tecnico economico, su cui per carità di Dio non mi propongo, ma il tema è che nella logica di questo presidente americano il taglio delle tasse non è qualcosa di scollegabile rispetto al tema degli investimenti pubblici, nella fattispecie rispetto al tema degli investimenti pubblici sul fronte infrastrutturale, perché poi ci sono una serie di sondaggi che sono stati per l'appunto condotti recentemente da alcuni istituti di ricerca. Cito soprattutto un sondaggio di Rasmussen del febbraio del 2019, in cui c'è la stragrande maggioranza degli elettori americani, si parla dell'80-85%, non solo chiedono a gran voce che si faccia questa riforma infrastrutturale in America, perché in alcuni stati la situazione, per esempio, delle strade o degli aeroporti, delle ferrovie è fatiscente, ma chiedono addirittura un buon 65%, ora cito a memoria, ma i numeri più o meno sono questi, chiedono addirittura che ci sia una collaborazione bipartisan al Congresso tra repubblicani e democratici affinché questa riforma venga fatta, anche nel caso ci possa essere, come dire, la necessità. Trump vorrebbe finanziarla, per esempio, questa riforma parrebbe tramite un aumento della tassa sulla benzina, ma pare che insomma la maggior parte degli americani sarebbe comunque favorevole, perché la situazione è talmente disastrosa e disastrata nelle infrastrutture che, dicono loro, ben vengano appunto questi investimenti pubblici. Per cui alla fine l'ottica in cui si muove Trump è sì, da una parte taglio delle tasse, soprattutto lui dice per le imprese, così che si possa in qualche modo rimettere in moto non solo l'economia nel senso della produzione, ma anche e forse soprattutto della assunzione, e dall'altra è ovvio che è necessario, lui dice, investire anche e soprattutto a livello pubblico nelle infrastrutture. Questo è un punto fondamentale con cui Trump mira a conseguire un duplice obiettivo: mantenere basso come adesso il tasso di disoccupazione in America, che è un tasso bassissimo, è il più basso dal 1969, e dall'altra parte vuole tenere alto il livello del prodotto interno lordo, dell'aumento del prodotto interno lordo, perché in questo momento il prodotto interno lordo americano galoppa anche abbastanza bene, però ricordiamoci che siamo nel 2019, il 2020 si avvicina, il 2020 è, come sapete, il cosiddetto anno elettorale, l'anno presidenziale. Ci saranno prima le primarie dei democratici e probabilmente anche di fatto anche dei repubblicani, ma poi ci saranno le elezioni generali, le presidenziali vere e proprie. Di solito negli anni elettorali in America, diciamo, l'economia non è che per forza vada male, però si innervosisce un po', e Trump è ovvio che si sta giocando la rielezione, quindi ha tutto l'interesse a che l'economia mantenga questi livelli anche per tutto il corso dell'anno successivo, cioè del 2020, e molti analisti dicono attenzione, perché quella riforma infrastrutturale che lui sta proponendo è finalizzata principalmente proprio a questo. Quindi vedete come Trump ricomprenda in realtà una misura, il taglio delle tasse, che è una misura repubblicana, se vogliamo, in senso stretto, alla Milton Friedman, la ricomprende all'interno di una logica più generale che in realtà è più keynesiana. Poi bisognerà sempre vedere, ripeto, se avrà i numeri in Parlamento per far passare questa linea. Questo ancora è da dimostrare, però l'intento principale è proprio questo qui: taglio delle tasse da una parte e maggiori investimenti pubblici dall'altra.
Quindi diciamo, questo è tra l'altro un tema che in un certo qual modo potrebbe essere benissimo anche affrontato nell'attuale viaggio di Salvini a Washington, visto che Salvini non porta avanti solo in Italia il tema del taglio fiscale, ma anche quello degli investimenti a maggior ragione sulle infrastrutture. Pensiamo soltanto all'alta velocità. Ecco, è un tema, come sapete, un dossier su cui il governo, almeno la Lega, sta puntando molto, anche se nel governo talvolta sul tema TAV in particolare ci sono le fibrillazioni che sapete. Io per questa sera vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo. Saluto Giulio alla regia, una buona serata da Stefano Graziosi. Come back. Then in the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato